no, assolutamente. Io penso che sempre che l'unione faccia una forza, no? Non così. Comunque c'era questo convegno a Cagliari e nessuno di noi lo sapeva, questa era una cosa più interessante. Allora, io voglio dire, domani mattina, giusto per sentire, Francesco? cerchiamo di spostare l'appuntamento. Domani mattina o in tarda mattinata ho un appuntamento col segretario del sindaco di Cagliari, Marco, e niente, così cerchiamo di... il primo cittadino mi deve una cortesia. Vediamo se questa cortesia lui la faccia, perché se no diversamente lo sputano. E voglio dire, io di Cagliari e lo voglio sputanare, cioè, ma lo sputano nel senso veritiero, non mi interessa, lo posso mettere anche su YouTube. E tanto ciò che gli ho detto al sindaco glielo posso ripetere. Aspetta un attimo, Però, mi ridai il foglio? Però, poi alla fine dei conti con i nostri amici che verranno, vediamo se non possiamo risolvere. L'altra cosa, vi siete scaricati, voi si è scaricato? No. Allora, loro gliel'abbiamo consegnato adesso, hanno fatto un po' una faccia strana. Ci sono gli articoli Perché sanno cosa fanno. Da lì siamo arrivati alla cosa, perché negli anni passati chi ha chiesto l'anticipazione dell'intero periodo della mobilità in deroga ha chiesto anche la non applicazione degli articoli 17 e 21 del testo unico dell'imposta sui redditi, che ti consentiva di avere i soldi tutti insieme, ma di avere l'applicazione della tassa solo del 10% su tutto l'importo. Quindi noi quella cosa lì l'abbiamo fatta, quel modulo lì è stato predisposto citando quegli articoli, dicendo ma come qui hanno avuto diritto all'esenzione della tassazione del 23% e noi che per colpa non abbiamo percepito ci avete applicato il 23%, come per questo settore vale e per chi non ha colpa non vale. Noi abbiamo detto che adesso stiamo attendendo questi giorni che molti di noi finiscano di prendere i soldi, poi mandiamo a raffica, le mandiamo, cerchiamo di metterci d'accordo e le mandiamo tutti lo stesso giorno. Sì, esatto. Mandiamo il ricorso tutti nello stesso giorno, in modo che lo ricevono uniformemente. Lo rimettiamo stasera e poi appare nella